Agricoltura e ambiente sono spesso due temi correlati e allora sentiamo il bilancio dell'attività 2017 dell'assessorato all'ambiente fatta insieme all'assessore Giampaolo Bottaccin. Ma è un bilancio positivo, e abbiamo fatto un sacco di cose e alcune rimangono ancora da fare. La cosa più importante è l'avvio della trattativa sull'autonomia. Dopo il referendum del 22 ottobre si è avviata la trattativa con il governo. La prima materia che viene affrontata è proprio l'ambiente, seguirà poi la protezione civile con tutte le ripercussioni del caso. Noi siamo fiduciosi perché il governo in questo periodo sta dando delle aperture e quindi questo ci consentirebbe di dare delle risposte ancora più concrete rispetto a quelle che dà il Veneto ai nostri cittadini. Penso a risposte in cui a volte ci siamo già sostituiti allo Stato. Penso a tutto l'inquinamento sulle sostanze perfluoroalchiliche, dove ci siamo dovuti sostituire allo Stato sia per i monitoraggi sanitari, sia per l'imposizione di limiti dal punto di vista delle acque potabili, degli scarichi industriali, e avendo l'autonomia potremo farlo a ragion veduta e senza ricevere 26 ricorsi per eccesso di potere come invece è avvenuto. Ma poi c'è tutta la partita sulla gestione dei rifiuti e la partita che riguarda anche la difesa del suolo. Sulla difesa del suolo il 2017 è stato un anno importantissimo, abbiamo concluso il bacino di laminazione di Caldogno, abbiamo avviato i lavori del bacino di laminazione di Viale Diaz a Vicenza e quello di Colombaretta. Quello di Trissino lo stiamo terminando in questi giorni. Continueremo anche con altre opere così importanti. Abbiamo finanziato il progetto di un grandissimo bacino di laminazione anche sul Piave, era un'opera che era necessaria e abbiamo ottenuto finanziamenti importanti anche per il basso corso del tagliamento. Continueremo su questa strada, molto rimane da fare ma molto stiamo facendo.